Maestro Silvano Plaford, il maestro che dà il benvenuto a tutti voi che ci ascoltate in questa nuova rubrica Fantastici, nella quale Marco e Pippo vanno a conoscere i propri fan, in questo caso rappresentati dal buon Massimo Massimiliano Babetto, detto Maci. Ciao a tutti. Allora, grazie maestro, andiamo a conoscere i dettagli della tua vita di tutti i giorni, perché ci interessa conoscere i propri fan. Sì. E iniziamo con una domanda semplice. Qual è la prima cosa che fai al mattino? Mi sveglio, Dopo che ti svegli, Maci. mi alzo. Maci, dopo che ti svegli e ti alzi. La terza roba che faccio la mattina, cerca di essere più preciso. Sì, qual è la terza cosa che fai al mattino? Torno in letto. Perché praticamente a casa ho un problema con la sveglietta che sono le 6 tutte le mattine. Ah, ok. Però mi dovrei svegliarmi alle 7 la mattina, no? E si è... Allora è un problema, sì. perché è rotta e ora sono insieme, mi tocca svegliarmi, stuarla e dopo tornare in letto. Ma sì, una scomodità sta roba che non si riesce proprio a regolarla, non si riesce a fare. Io sono tutte le mattine, ma io a svegliarmi alle 7 e ora ti assicuro che quell'oretta là non ti dormi mica, non ti ricciapi più sonno, ti rimbambisci tutto quanto, ora di sera sono tutto rimbambito, credimi che ora di sera non ragiono altro, parlo insieme, ora di sera, credimi. Sì, te credo. E fumi? No, Bevi? no. Giochi d'azzardo? No. Ti droghi? E per forza se non fumo, non bevo, non giugo, manco faccio qualcosa. No, scusa, no, non fatelo, maestro Plaford, abbiamo una canzone contro la droga? No. Immaginavo. Cosa ti piace fare la sera? Ma mi piace stare a casa tranquillo in divano, così, non faccio niente in particolare. Sei giovane, dico, quando esci dove vai? No, non vado mai fuori la sera. Qualche volta uscirai. Che vaga, se vuoi svegliarmi sia la mattina, a studiare, sveglio tutto che vaga, di sera in giro. Sì, facciamo uno stacco musicale per cortesia, maestro. Discoteca. Stay alive! Stay alive! Wah, 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 wah! Ci sta qualcuno che ha spruzzato qualcosa in discoteca, mi pare agitato. Penso che qualche tuo amico spacciatore probabilmente. Vabbè, e torniamo a te. Se vincessi 1 milione di euro in gettoni d'oro, cosa faresti? Cosa ti compreresti come prima cosa? Un tacco impigrando, tutto che mette se no. Sì, va bene. Come ti vedi fra 20 anni? Stufo morto. Però ti svegliarti alle 6 tutte le mattine. Dopo Basta, per piacere, basta. Va bene, sentite, chiudiamola qua, ringraziamo Maci, ringraziamo il maestro Silvano Plaford e alla prossima puntata di Fantastici. Ci rivediamo domani sera. Domani sera però magari prestino perché siamo a svegliarmi a mattina. Basta!